Ecco, Michele Favero, allora, cosa cambierebbe, facciamo un ipotetico scenario, in una situazione di una regione, in questo caso il Veneto, che decida di staccarsi? Cioè, il rapporto con le banche, come diventerebbe? Uno Stato comunque che diventerebbe. Il rapporto con le banche, adesso le banche non sono più le piccole banche rurali, voglio dire, sfortunatamente da una parte, perché si parla di banche che ormai sono a livello mondiale, anche per una serie di competizione tra banche si tende sempre più ad accorpare le banche, pertanto è una cosa che vedrà il Veneto impegnato a, diciamo così, a trattare, a instaurare una forma di trattativa con queste realtà istituzionali. Certamente le banche in questo Paese sono state protette in tutto e per tutto, perché il caso che citava prima l'avvocato del Monte dei Paschi, in America probabilmente una banca di questo tipo sarebbe fallita, perché abbiamo prestato 4 miliardi, 4 mila miliardi dei nostri e invece per una banca che anziché rivolgersi ai cittadini e dare soldi ai cittadini ha pensato bene di investire i propri soldi in derivati e poi si è trovata, come sappiamo, in una fase quasi di fallimento. Allora le banche devono decidere se essere banche di investimento e fare una politica completamente a rischio e ovviamente si assumeranno i propri rischi, o essere banche come hanno sempre fatto e fare da banche, cioè raccogliere dei fondi, impiegare dei fondi e darli soprattutto a beneficio del territorio. Io ho visto un bel servizio fatto tempo fa su Report e parlavano di una piccola regione della Baviera nella quale le banche intanto avevano messo come tasso di interesse un tasso di interesse molto basso nei prestiti che facevano e avevano costruito assieme proprio al territorio una sorta di banca che desse la possibilità di far respirare le aziende mantenendo i tassi bassi e pretendevano che le aziende investissero nel territorio proprio le loro risorse. Ecco come si fa a crescere, quello che faceva una banca qualche anno fa, voglio dire. Poi Sì. adesso le banche invece sono diventate un'entità esterna delle aziende che mirano sempre di più a vedere il profitto per i loro azionisti, che strapagano i propri amministratori delegati anche quando sbagliano e non mi sembra che qualcuno poi sia alla fine responsabile di questo. E su questo cito anche la Banca d'Italia perché non dimentichiamo che nell'operazione Parmalat non mi sembra che nessuno sia andato in galera e anche lì la Banca d'Italia, che è un organo di vigilanza, ha fatto sì che l'operazione di un prestito obbligazionario mostruoso alla Parmalat, perché bastava solamente vedere un po' di conti, e se io guardo un'azienda che ha un fatturato di 1 milione di euro non è che ne posso prestare 100 perché è impossibile che sia in grado di ridarmelo, però così hanno fatto e poi alla fine una volta fatto il prestito l'hanno venduto alla gente, alle persone, alla signora Maria che non sapeva niente dicendo guardi signora c'è Parmalat, è impossibile che fallisca, questo vale quanto un titolo di Stato e in effetti poi hanno pagato sempre i consumatori finali, non ci sono regole. È un Ecco, paese che non ha regole, pertanto il Veneto darà delle regole e sulle regole saremo molto fiscali. quando tutti invece prevedevano che l'isolamento di Albione fosse un grosso problema, considerando che la Gran Bretagna continua ad avere la sua amatissima sterlina e non se ne staccherà, forse si staccherà addirittura dall'Europa, dipende anche come andrà il famoso referendum che adesso ci sarà a settembre della Scozia. Sì. Questo atteggiamento separatista, tutto sommato, sembra pagare, potrebbe essere, diciamo così, una carta in più per coloro che auspicano che l'Europa si disgreghi. Ma come diciamo sempre noi, auspichiamo invece che l'Europa sia un'Europa dei popoli, mai abbiamo parlato di altro. Ed è la testimonianza che i conti soprattutto bisogna essere in grado di farli in casa propria, è inutile pretendere che sia l'Europa a insegnare a qualcuno come si fanno. Il caso dell'Italia purtroppo è uno Stato già fallito, prima si parlava del debito pubblico in aumento, in effetti dall'era Monti, se così si può definire, ad oggi è aumentato di ben 270 miliardi, siamo a 2170 miliardi di debito pubblico e si parla di interessi passivi sul debito per circa 80 miliardi l'anno, pertanto il nostro lavoro se ne va per pagare un debito pubblico che ormai diventa assolutamente insanabile.
la testimonianza della Gran Bretagna, ma anche di altre realtà, non che hanno fatto una scelta di stare fuori dall'euro, ma semplicemente che riescono a fare i conti in casa propria, che hanno combattuto ad esempio una spesa pubblica, a differenza dell'Italia, e hanno cercato di contenerla. Noi per la pubblica amministrazione, chiedo scusa, su una spesa pubblica che supera abbondantemente gli 800 miliardi non siamo riusciti a fare un 1% in meno. Allora mi viene da ridere quando vedo certe manovre correttive sulla famosa spending review. La spending review è stata fatta gravare solamente sugli enti locali. Abbiamo un sindaco e ci darà testimonianza di questo, credo. La spesa centrale dello Stato italiano non è stata minimamente intaccata. Anzi, ho visto che si sono addirittura lamentati i dipendenti della Camera perché hanno fissato un tetto a 240.000 euro. Vorrei vedere chi si lamenta nel mercato con una cifra del genere. Evidentemente siamo arrivati a dare così tanti vantaggi e tanti benefit a questa gente che si lamentano anche se sono comunque in un paradiso, diciamo, idilliaco, vista l'economia italiana. Leggevo appunto proprio in base a questo che c'è il barbiere che prende 131.000 euro più tutta una serie di... Vorrei vedere se questo barbiere esce dai palazzi del potere e si mette nel mercato quanto riesce a guadagnare, perché credo che difficilmente arriverebbe a cifre del genere, però hanno ancora la spudoratezza poi di applaudire perché hanno fatto un intervento del genere. Vabbè. Non è quello che risolleva l'Italia, l'Italia è ahimè tecnicamente fallita, questo lo diciamo da un po' di anni, poi non so che miracoli serviranno. Senti, Favero, cosa ne pensa di questa riforma del Senato? Indipendentemente poi da quello che pensa dell'Italia, ma insomma... Ma io, come credo la maggior parte delle persone, l'abbiamo capita molto male. Io dico una Più cosa, che altro poco. Esatto, se una Camera non serve, cioè il legislatore, dalle mie reminiscenze, diciamo, degli studi fatti, il Senato doveva servire così a salvaguardare un po' quello che faceva la Camera, perché anche l'età dei senatori eletti è più alta, doveva in qualche modo verificare se quello che era fatto dalla Camera era possibile o meno che fosse applicato o era da correggere. Se si è deciso che il Senato non serve o che deve essere rappresentato da una specie di consigliere regionale che poi va a fare anche il senatore, io dico una cosa, togliamolo del tutto. Questo e rendiamo più snello il sistema legislativo italiano, che è sempre purtroppo fermo, che non fa una sola riforma. Per questo noi diciamo che questo Stato è anche irriformabile. Questo posso dire così, se vogliamo aprire una discussione. Poi questo Stato noi diciamo che è irriformabile da 50 anni a questa parte, credo non si troverà mai una soluzione, si troverà quel compromesso per accontentare una parte e l'altra, e alla fine sarà il compromesso che non accontenta nessuno, cioè non accontenta soprattutto i cittadini. Poi non ho capito quale sarebbe il risparmio effettivo, se i senatori verranno pagati o non pagati, ma poi quando il senatore va a Roma deve prendersi, che ne so, l'ufficio per conto proprio o sarà lo Stato che lo paga? Non ho capito, cioè mi sembra regni la confusione come in qualsiasi riforma che prova a fare questa specie di Stato italiano, che non ho capito bene poi alla fine dove si vuole arrivare, se si vuole snellire, se si vuole alimentare ancora di più invece la burocrazia. Poi non ho capito se alla fine un consiglio regionale ad esempio viene sciolto e all'interno di questo consiglio regionale ci fosse un consigliere eletto che è anche senatore, cosa si fa? Si rifà ancora la votazione o si prende un consigliere da un'altra parte? È una confusione completa, credo. Ecco, questo è un pacchetto completo, è evidentemente la prova provata che questo Stato è irriformabile. Poi non lo so, lascio ad altri giuristi molto più esperti una valutazione. Io vedo solo confusione. Volevo capire un attimo a che punto siamo sulla strada del vostro referendum, perché ne abbiamo parlato qualche mese fa. Beh, la nostra proposta di legge 342 dal 12 giugno è diventata legge regionale e ha preso il nome di legge 16 del 2014. Stiamo aspettando che la Giunta regionale dia attuazione alla nostra legge e che successivamente poi, come competenze, il Consiglio regionale dia una data perché venga tenuto il referendum.
Abbiamo tutti gli strumenti, stiamo aspettando, se vogliamo dirla tutta, la volontà politica di dare attuazione alla legge. Ecco, rispetto a quello che accadrà in Scozia adesso a settembre, no? Che ci sarà Sì. questo referendum Che è completamente di natura estremamente diversa dalla ecco, nostra. è Non quello, si è quello che parla. volevo, facciamo un attimo le due differenze. Ma allora in Scozia è un problema, diciamo così, di identità, di distinguersi, perché la storia ha così due nazioni diverse su alcune questioni prettamente identitarie. Il Veneto, oltre che per l'identità, noi facciamo anche una battaglia su quello che è un popolo riconosciuto anche dallo Stato italiano con la legge 34071 che parla di autogoverno del popolo veneto, di 1100 anni di una Repubblica serenissima che paragonati ai 150 anni dello Stato italiano sono ben altra cosa, e soprattutto anche da un punto di vista fiscale, perché non dimentichiamo che il Veneto ha un residuo fiscale di 20 miliardi l'anno e altri 10 miliardi che noi paghiamo poi come interessi passivi su un debito pubblico che non abbiamo mai concorso a fare. Pertanto è molto più vicino a quello della Catalogna, anche se paradossalmente siamo più avanti della Catalogna perché loro non hanno una legge, noi abbiamo anche una legge. Però la Scozia dovesse passare il referendum, di fatto si staccherebbe dalla Gran Bretagna. Sì, si staccherebbe dalla Gran Bretagna, però non sono sicuro che siano così convinti di staccarsi, nel senso che per loro dal punto di vista economico non cambierebbe un granché. Sicuramente gli scozzesi ci tengono ad essere scozzesi e distinguersi dagli inglesi, però voglio dire, è un discorso completamente diverso dal nostro, con due nature completamente diverse. Loro non sono vessati come lo sono i veneti da uno Stato fallito come l'Italia. Mi dispiace rinnovare questo, ma è la realtà. Grazie all'avvocato Francesco Di Bartolo, grazie, buona giornata. Buongiorno. Grazie all'avvocato Paolo Colato, grazie, Grazie. a Michele Favero, grazie al sindaco di Loreggia Fabio Bui e noi siamo in grado invece... Certo. Volevo ritornare sulle fonti del diritto che mi interessava, Prego. approfondire una cosa. In Svizzera le cose importanti vengono ancora discusse attraverso il referendum. Questo, siccome si parlava che la sovranità appartiene al popolo, in Italia mi sembra che stiano aumentando il numero delle firme per proporre un referendum. Le hanno portate a 800.000 dalle 500.000. Sì, Questo è un modo per distaccare ancora di più, per allontanare il popolo dalla politica. Allora questo governo in modo particolare sta facendo esattamente l'opposto. Ecco perché noi auspichiamo a un Veneto che si rifaccia un modello svizzero dove la sovranità è del popolo, perché se ti appartiene te la possono anche portare via e questo Stato sta facendo questo.